Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la finale di Squid Game Chess. Che cosa è stato Squid Game Chess? È stato il primo esperimento al mondo, penso, in cui si è unito il fenomeno Squid Game, che è stata questa serie TV Netflix molto carina ma anche molto criticata, al gioco degli scacchi. Si sono iscritti in circa 35-40 partecipanti, ma solo uno è arrivato alla fine. Adesso noi ci andremo a vedere la finale. Andrò a commentare questa finale perché la finale di per sé è stata molto silenziosa. I finalisti, che erano tre, avevano l'ansia a 1000 e quindi erano concentratissimi sul gioco, non c'era tempo per parlare, per scherzare. Io e Andrea eravamo in silenzio per non distrarre i giocatori, quindi la finale si è svolta veramente in un silenzio più assoluto. I giochi precedenti invece sono stati molto più divertenti, si è fatto gruppo, si sono strette amicizie, insomma è stata una bella esperienza e sicuramente la riproporremo. Oggi voglio invece proporti la finale. In che cosa consiste la finale? Nel giocare gli scacchi a 4. 3 erano i finalisti, c'è una poltrona vacante che è stata occupata dal gran maestro Andrea Stella, che è stato con noi tutte e 6 le serate. Le serate duravano un'ora e mezza, 2 ore, quindi ringraziamo ancora Andrea per la sua disponibilità. E a questo punto non ci resta altro che andare a vedere che cosa è successo. Io commenterò, adesso mi metto le cuffiette, commenterò la serata. Si parte. Ok, qui c'è Andrea che praticamente sta andando a creare la sfida, sta invitando pian piano i giocatori all'interno appunto degli scacchi a 4. Gli scacchi a 4 sono un gioco interessante, ha ben poco di scacchi perché praticamente adesso man mano che vedremo la partita la commenteremo. Praticamente non è che vince chi fa scacco matto, anzi si è tutti contro tutti e vince chi fa più punteggio. Non so se avete mai giocato a questa variante, io non avevo mai giocato prima di questa serata e quindi insomma è stato molto carino. Anche i partecipanti, nessuno dei finalisti aveva mai giocato a questo gioco, quindi erano tutti sullo stesso livello e quindi bisognava insomma era uno scontro alla pari. Diciamo che le conoscenze scacchistiche in queste varianti vengono un po' annullate, quindi è stato interessante. Ok, Andrea è riuscito a creare la sfida, adesso farà clic su Start Game e partirà la sfida finale. Giocherà anche Andrea è l'account di Mosse Divertenti e gioca con il rosso perché ci sono 4 colori. Adesso appena compare la sfida lo potrete vedere. Colore rosso, blu, verde e giallo. Il rosso è il giocatore che comincia, quindi possiamo dire che ha un piccolissimo vantaggio sugli altri. E qui la tensione era alle stelle. Ricordo che il vincitore riceveva una scacchiera a casa, 3 manuali di scacchi, uno smartphone, no, uno smartwatch, delle cuffie Bluetooth e penso basta. E un anno di iscrizione all'Accademia di Mattoscacchi. Di Mattoscacco. La sfida è partita. Andrea apre con E4, che in questo caso si chiama che numero è? H4, sì, H4, va bene. Ok, il blu sviluppa il suo alfiere di donna. Guardate il tempo è 1 minuto tutti i giocatori, vedete? E c'è una piccola clessidra che scorre che sono 15 secondi. Se tu entro 15 secondi muovi, il tuo tempo non ti viene sottratto, quindi diciamo hai 15 secondi così totalmente gratis. Chiaro che se inizi a pensare il minuto può finire molto velocemente. Come si gioca questo gioco? Dicevo, non vince chi fa scacco matto, ma vince chi fa più punti. Vedete di fianco ad ogni nome del giocatore c'è un punteggio, ora sono tutti a 0. Il punteggio aumenta man mano che catturi i pezzi dei tuoi avversari, ma i valori dei pezzi sono leggermente diversi. Non so come negli scacchi normali dove il pedone vale 1, cavallo e alfiere vale 3, ma è più o meno simile, ma il pedone vale 1, il cavallo vale 3,
torre alfiere vale 5, regina vale 9, mentre la regina a promozione vale un punto. La strategia di Andrea è quello di andare a promozione. Come si va a promozione in questi scacchi a 4? Quando si supera la metà campo. Quindi fra poco Andrea penso che voglia andare a prendersi una bella regina. Vediamo se ce la farà. Intanto il giocatore con il blu, che è Daniele, ha sviluppato 2 cavalli. Samuel con il giallo ha fianchettato. Tra l'altro guardate le diagonali come sono incredibili in questo gioco. E si gioca sempre in senso orario. Dopo il giallo tocca al verde. Adesso è il turno di Simone, che ha veramente fatto un bellissimo Squid Game. Attenzione che sta perdendo secondi, perché se pensi troppo perdi secondi. Ok, è andato con il cavallo all'attacco. Qui bisogna essere molto molto furbi in questo gioco. È il turno di Andrea, che gioca lo chiameremo D4, ed è pronto a sostenere l'altro pedone, perché purtroppo la mossa di Simone aveva un senso, che era quella di evitare che il pedone rosso di Andrea andasse ancora più avanti, no? Il turno adesso di Daniele, che anche lui sta perdendo qualche secondo. Ok, una strategia abbastanza difensiva. Guardate adesso l'alfiere blu e questo giallo messo in fianchetto ora da Samuel, si guardano. Cioè in questa scacchiera qui, al prossimo giro, il blu potrà andare a catturare l'alfiere messo in fianchetto del giallo. Cioè, è assurdo. Chiaramente Samuel non se l'aspettava che due alfieri si guardassero in questo modo, quindi si sente in una botte di ferro. È il turno anche di Andrea, anche Simone appena sta cercando di fianchettare e è difficile. Guarda anche come l'alfiere giallo punta sulla torre verde. Madonna che casino. Ok, il bianco e il bianco. Sto andando in palla anch'io. Il giallo ha perso il suo alfiere e probabilmente alla prossima perderà anche la torre. È una grave perdita di tanti punti. Tra l'altro l'alfiere vale 5 punti e infatti il blu si sono stati accreditati 5 punti perché ha catturato un alfiere che vale 5 punti. Simone ha completato il proprio fianchetto. Non so se in questo tipo di gioco l'arrocco potrebbe essere una cosa buona oppure no. Ok, altri 5 punti per Daniele. Adesso Samuel si trova in una situazione piuttosto critica. Può essere che alla prossima Daniele si sbarazzerà dell'alfiere blu catturando il cavallo. Può essere. Purtroppo qui quando inizi a perdere pezzi è un casino. Andrea credo che andrà a promozione, nessuno lo potrà fermare. Ok, Simone ha giocato in quel modo, forse vuole sviluppare l'altro alfiere in fianchetto e adesso penso che si possa andare fra poco a promozione. Non appena si supera la metà campo, ok, sì, Daniele si è liberato del suo alfiere ed è già a 13 punti, gli altri sono ancora a 0, ok, e adesso è stato Samuel che ha deciso di cambiare un alfiere per un alfiere, quindi 5 punti anche a Samuel. Andrea continua ad andare di pre-move. Ok, Simone cattura a 5 punti anche per Simone. Attualmente l'unico che è ancora a 0 è Andrea, ma è anche lo stesso che tra l'altro è in ritardo di sviluppo, ma c'ha una regina. Attenzione, la regina quando viene promossa, se la catturi vale un punto. Vedete che su quella regina c'è un 1, c'è un simbolo dell'1. Adesso giustamente Daniele continua a fare terra bruciata con quell'alfiere. Quell'alfiere gli è valso 16 punti. Ottima giocata. Samuel cerca di cambiare le donne per avere un po' di punteggio. Propone un cambio di donne. Vediamo se Simone lo accetterà. Ok, giustamente Simone si è preso prima l'alfiere, 5 punti. E qui bisogna, ragazzi, qui sei attaccato da tutte le parti e bisogna cercare di essere anche furbi. E alla prossima mi sa che il buon Andrea andrà a promozione con l'altra donna. Vediamo un po' cosa succede, se qualcuno glielo potrà impedire. È il turno ora di Daniele che è in vantaggio, quindi attualmente Andrea 0, Daniele 16, Samuel 14, 10
Simone, che ha appena fatto un cambio di donne con Samuel. Ok, in vantaggio in questo momento è Simone. Vediamo se la strategia difensiva porta tre donne per il rosso, tre donne per Andrea Stella. E a questo punto si possono fare battire cose incredibili. Tra l'altro, se la donna a promozione vale un punto, uno potrebbe sacrificare la donna a promozione anche per un cavallo che vale 3 punti, oppure per un alfiere che vale 5 punti, quindi questa potrebbe essere una strategia. A Rocco Lungo mi fa ridere in questa situazione qualsiasi cosa. A Rocco Lungo da parte di Samuel è il turno di Simone che sta facendo scorrere il suo tempo, che è cavallo all'esterno. Cavallo all'esterno probabilmente perché il cavallo all'esterno? Attenzione, scacco. Situazione difficile per Samuel che viene assediato dalle due torri di Andrea, però adesso non può muovere il giallo perché è il turno del blu, quindi viene messo in sospensione lo scacco perché è il turno del blu che ha mosso qualcosa. È successo qualcosa? Ok. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Adesso il tempo del blu sta scorrendo. Vediamo un pochettino. 30 secondi, ok. Cavallo in ritirata per liberare la diagonale della donna. E adesso il re si centralizza per cercare di... Mamma mia, ci sono troppe regine che puntano contro il giallo. Per fortuna per ora il verde, cioè Simone, è un pochettino al riparo dai 1000 attacchi, ma guardate come quando hai cambiato una donna, quando non hai più diversi pezzi, è difficile attaccare, guarda, e ti ritrovi facilmente con pochi pezzi, quindi probabilmente la strategia di Andrea è quella corretta, cioè di cercare di avere più pezzi possibili, di spingere meno pedoni possibili per crearsi meno debolezze, e in effetti Andrea sta giocando con due pezzi in più che sono due regine. Samuel purtroppo ha pochissime mosse, pedoni, cavallo, torre e re. Ok, Simone decide di... Ottima iniziativa anche quella di Simone, che però adesso Andrea potrebbe catturare il cavallo in H... Ah no, ok, perché l'alfiere minacciava la donna di Andrea, quindi Andrea si è dovuto difendere. Tra l'altro, ti ricordo che se l'alfiere rosso dovesse catturare la torre verde, sono 5 punti con 5 punti. Ok, Samuel minaccia di mangiare la donna di Andrea, che purtroppo vale un solo punto. Guardate quanto è disgraziata questa regola. Simone, vediamo che cosa farà, se chiederà il cambio di pezzi. In caso di alfiere per alfiere sarebbero 5 punti. No, toglie la torre da possibili attacchi e minacce, però c'è il cavallo in presa. C'è il cavallo in presa e c'è anche la donna in presa. Eh sì, 3 punti. Ok, Andrea inizia a racimolare qualche punticino. Vi ricordo che in questa in questa variante, la cattura del re o lo scacco matto vale 20 punti e questo potrebbe ribaltare la situazione perché al momento Simone è in vantaggio con 19, Daniele con 16 e Samuel con 14, però si potrebbe ribaltare totalmente la situazione. Corrado e Giuseppe invece sono spettatori perché sono arrivati praticamente in semifinale, ma per un motivo o per l'altro, anche per sfiga, purtroppo sono stati eliminati nel penultimo gioco, però ci tenevano ad assistere a questa finale. Vediamo che cosa giocherà Simone. Ok, cambio di alfieri e adesso arriveranno 5 punti anche per Andrea dopo che catturerà l'alfiere. Vediamo che cosa fa Andrea. Ok, cattura di donna più 5. Attualmente donna che cattura torre, altri più 5 punti anche per Daniele che si posiziona in seconda posizione dietro a Simone, e purtroppo sul re giallo, cioè sul re di Samuel, ci sono veramente
troppe regine. Posizione critica per Samuel. La cosa divertente di questo gioco è che quando un giocatore viene eliminato o semplicemente si arrende, non scompare dalla scacchiera, ma i suoi pezzi diventano grigi, come se fossero di pietra, e quindi a quel punto non ti danno più punti, cioè se tu li catturi non succede più nulla. Eccolo, è stato catturato, era la donna di Andrea che valeva su un solo punto. Forse non so se questa mossa era corretta, perché a questo punto... Ah, tra l'altro il giallo non può neanche catturare ora quell'alfiere perché è inchiodato. Allora sì, questa mossa allora è corretta, sì. Poco tempo per Samuel e poche possibilità. Ogni mossa ora crea una debolezza e ora il blu potrà andare a dare matto probabilmente. Mette la donna sul nero e poi sorretta dall'alfiere potrà dare matto. Vediamo Simone che cosa gioca. Il tempo che scorre. Ragazzi, è poco 1 minuto più 15 secondi, è veramente poco. Deve pensare a come evitare il matto il verde, perché donna in H7 o come si chiama M4 può dare via a dei matti. Può dare via a dei matti. Eh sì, e penso che ci sia il matto. Sì, credo che ci sia il matto per il verde. Sì. E arriverà anche il matto per il giallo. Adesso c'è matto. Donna in N4. Vediamo se Andrea la gioca. Perché prenderebbe 20 punti con questo matto. Da 10 passerebbe a 30. Eccolo. Più 20 punti. Andrea arriva primo. Più 20 punti anche per Daniele. E a questo punto sono stati frizzati 2 giocatori. Purtroppo non è finita, non sono stati esclusi dal gioco perché vince chi fa il punteggio più alto. Daniele 42, Andrea 30, arrocco per Andrea. Vediamo, Andrea tra l'altro ha 58 secondi contro 32 di Daniele. Vediamo come continua. Come vedete i pezzi grigi sono frizzati. E adesso il blu ha anche fatica a portare in gioco la regina e l'alfiere lì sopra, perché comunque devono fare un bello zigzag per iniziare ad essere attivi. Adesso potremmo dire che è quasi una partita a scacchi normale, 2 contro 2, anche se è veramente, veramente difficile. Vediamo in che modo Andrea cercherà di creare una rete di matto, perché io lo conosco bene Andrea e ha un'intelligenza incredibile. In qualsiasi variante lo metti. Vabbè, vogliamo ricordare il curriculum di Andrea, laureato massimo dei voti alla Bocconi, se non erro, 1000 master a Londra in economia. Ragazzi, quando uno è un genio c'è poco da fare. Cioè, avete visto che cosa vi fa la cieca? Non è che tutti i gran maestri sono così. Quindi veramente un'eccellenza italiana, veramente. E noi abbiamo la fortuna di averlo qui sul canale di Matto Scacco. Ok, cambio di cavalli. Andrea concede 3 punti al suo avversario e 3 punti a se stesso. E a questo punto la donna in G5 ok. Daniele sta cercando di sbarazzarsi di un po' di pezzi. Attenzione, Andrea manovra due donne. Vediamo, spinge il pedone. Ok, 2 donne in batteria su diagonale scura. Si minaccia un matto in B10 o in... Che cosa sei tu? O in A11. Attenzione, arriva il matto per Andrea. Andrea chiude la partita con scacco matto. Yes. 53 punti, 45 e però vince Daniele perché Andrea giocava ma non faceva punteggio. Adesso ascoltiamoci i commenti invece realmente del post partita e c'è anche l'assegnazione del giocatore. Ci vediamo alla prossima. No, diciamo che ero a pensiero. Allora ragazzi, Daniele è il vincitore di questa prima edizione dello Squid Game Chess, riceverà a casa una valanga di robe.
oltre che probabilmente lo vedremo negli incontri con noi dell'Accademia, perché ha un anno di abbonamento gratuito. Quindi niente, non ci resta che ringraziare tutti i partecipanti, i finalisti, Simone, Samuel e Corrado e Giuseppe che per un pelo potevano accedere alla finale, ma forse avendo visto il gioco finale hanno detto meglio che è andata così. No, io ci Ringraziamo... gioco a questo. Ah, eri straforte, Ho cacchio. giocato qualche volta, ma è una modalità molto tosta. Molto. Ma io ci ho giocato una volta, avevo visto qualche video di Karu e Gotham Chess. Grande. E niente, ci tenevo a ringraziare il gran maestro Andrea Stella che è stato con noi per 6 serate. Grazie. È stato veramente Grazie a voi. essenziale. E niente, io spero che vi sia piaciuta. A noi ci piacerebbe riproporre una seconda stagione. Sarebbe Sì. bellissimo farlo dal vivo quando sarà. Però, insomma, se potrà essere, magari faremo una seconda stagione online. Cosa ne dici, Andrea? Sicuramente, sicuramente. Speriamo che presto si possa fare dal vivo anche. Esatto. Va bene, ragazzi. Allora, grazie mille. Noi vi auguriamo una splendida serata. E Grazie. chiedo a Daniele poi per tutto di scrivermi un'email a info@mattoscacco.com. In cui dico di essere io. Esatto. Ok. Va benone. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Ciao. Una domanda, Sì, Cristian, sì, solo una sì. domanda. Per i premi, come... cioè, Esatto, devo tu dare- poi mi scrivi il tuo indirizzo, eccetera, e ti arrivano a casa. Ah, ok, pensavo l'indirizzo mail, no, ho capito un'altra cosa. Ok. Va bene. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, Ciao a tutti. ciao, arrivederci. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!